qua. Oggi... Oh, chi sono io? Questo è nonno Sergio. Ok. Oggi voglio svelarvi il più grande segreto che hanno i pizzaioli che fanno la pizza al taglio. È una roba che me l'hanno confidato e mi hanno detto di non svelarlo mai, però dopo 40 anni mi sento di svelarlo. Vedete come questa pizza qua sono già è 3 ore che ha su tutto il pomodoro, la mozzarella, che sta levando e sta assorbendo l'acqua, la farina la sta assorbendo, la pasta assorbe tutta l'acqua del pomodoro e si leva fino a consumarsi tutta. Questa pizza qua si raddoppia, mai cuocere appena che mettete sul pomodoro, lo sbaglio più grande che fate. Loro addirittura 7-8 ore la fanno il giorno prima, la mettono in frigorifero e così mangiate la pizza che fanno loro e praticamente voi potete andare a dormire subito dopo perché la digerite subito. E adesso vi svelerò il grande segreto della pizza al taglio. Adesso sto raccando la pizza. Mai strapparsi. Questo lavoro qua si fa in 3-4 volte, man mano che ogni volta che la tocchi lei si rafforza. È importante che seguite tutti i passaggi. Fate la pasta come sempre. Dopo vi darò dei consigli per la pasta, però è importante la cottura. È importantissimo cosa fate prima di cuocere la vostra pizza. Prima hanno cominciato i bimbi, adesso sono arrivate le loro amiche e allora mi hanno lasciato qua a finire, se no avrebbero fatto loro questo lavoro qua. Questo qua l'ho imparato a Lignano, da Via d'Oro, uno che aveva 3 pizzerie di pizza al taglio, uno specialista dalla costa amalfitana, anche non mi ricordo il nome. Loro facevano 40 teglie alla volta, cominciavano la prima e dopo ricominciavano di nuovo a stendere. Questo lavoro qua lo facevano in 4-5 volte. Le loro teglie erano da 40 per 80, però facevano circa 50, 100 teglie. Il pomodoro, ho mischiato un po' di polpa e un po' di passata misto, che ho messo un po' di olio di aglio, un po' di sale magico mio e dell'origano. Ecco, vedete, quando non torna più indietro vuol dire che siamo a posto. Che questa qua è farina Manitoba. Adesso l'ho finita per stendere un po' ho per altre farine, però l'ossatura di Manitoba. In questo impasto ho aggiunto 2 etti di
farina di mais e 100 grammi di cereali anche, sull'impasto normale che faccio sempre, e 1 chilo di farina di Manitoba. E quando torna più indietro vuol dire che andiamo bene, è pronta per mettere il pomodoro. Normalmente che ci mettiamo sul pomodoro, loro lo facevano anche 10 ore prima, poi se era troppo caldo avevano dei frigoriferi, la bloccavano sui 12 gradi, per ore che avevano bisogno tiravano fuori dal frigo, loro avevano sempre le pizze pronte da cuocere con levature alte. Il pomodoro che tocca la pasta deve assorbire l'acqua e lavorare, e quindi quando tu lo cuocerai nel tuo forno a 180, 200, bisogna vedere quanto arriva, verrà cotta perfettamente. Il 90%, 95% delle persone a questo punto cuocerebbero la pizza. Non devi avere fretta a cuocerla, mai. È lo sbaglio che fanno tutti. A questo punto cosa fanno tutti? Mettono su la mozzarella, tutto quello che è, e poi la cuociono. È chiaro che rimane cruda dentro, non c'è neanche discutere che rimane cruda, si cuoce sotto e sopra, e dentro è una colla dentro, e quello lì vi fa venire sete, vi fa impossibile da digerire, e tutta la notte vi rigerate nel letto. Questo è il trucco che loro mi hanno insegnato, con la promessa di non svelarlo mai a nessuno. Adesso sono passati 40 anni. Pizzaiolo di pizza al taglio, perché noi a casa possiamo fare solo la pizza al taglio, a meno che non hai un forno a legna che ti raggiunga i 400-500 gradi, o un forno apposta solo per pizze, che qualcuno ce l'ha, allora può fare quell'altro tipo di, quella che puoi cuocere direttamente. Queste qua adesso sono le 2, questa qua io la cuocerò alle 7 di stasera, non prima. Se è troppo caldo che si alza troppo, la metti un momentino in frigorifero, però difficilmente, o se no gli dai una cottura prima, una mezza cottura, e la blocchi, e dopo quando ti serve la finisci. Deve almeno raddoppiare prima di cuocere, come minimo, se non triplicare, deve venire a pari proprio. Vedrai, quando le cuocerò, prima di cuocere facciamo un leggero filmato e ti farò vedere. Tu basta che fai la solita pizza che facevi sempre, lascia stare adesso come la fai la pasta, come non la fai, ha importanza anche quello, però l'importante è questo per noi che siamo a casa, questo è l'importante. Mettere sul pomodoro e lasciare per stasera. Non puoi fare la pizza un'ora prima che ti serva, perché verrà una pizza sì calda, croccante magari anche, però dentro, se vai a vedere, rimane cruda. Se vuoi una pizza che puoi andare a dormire subito dopo, devi fare così. Questa qua puoi scaldarla per 2 o 3 giorni, resta sempre buona. 4, la metti, puoi congelarla, la fai rinvenire, puoi decidere tu cosa fare. Una senza mozzarella, un po' di aglio sopra, se vuoi avere una pizza eccezionale. Lasciala riposare, vedi? Lasciala ferma 5-6 ore. L'inverno puoi fare anche la sera e cuocerla l'indomani.
per un giorno. Decidi tu, vedrai che farai un figurone. Metti meno lievito. Ecco, adesso ho messo il pomodoro, le condisci e metti tutto quello che vuoi mettere su. Questa qua è fatta per mio nipote che gli piacciono i wurstel. Li spingo, vedi che la pasta già che si muove praticamente. Comunque è passata circa mezz'ora di quando, intanto che ho fatto il giro, e già che si muove. Comunque tu metti tutto quello che devi mettere su e lascia lì senza problemi. Vedrai adesso che condirò tutte e tu vedrai che pizza mangerai, vedrai, è una roba incredibile, non ci crederai neanche. Mozzarella di questa. Adesso 3 ore così, 3 ore ancora. È già quasi raddoppiato. No, quasi, già. Questo qua adesso sono 2 ore che sono con tutto, questo qua è con acciughe, capperi, tonno e cipolla. Vedi? Qua invece con acciughe e capperi, vedi che si sta levando, e questa qua è con i wurstel. Vai tranquillo che restano lì ancora 2 ore, poi vedrai con la cottura. L'acqua viene tutta assorbita dalla pasta, tutta. Poi ce n'ho una senza, solo con pomodoro, e una margherita, sono 5 pizze. Se noti, vedi che non c'è acqua, vedi il pomodoro è asciutto, perché la pasta sta assorbendo tutta l'umidità, si sta gonfiando. Viene una meraviglia. E vedrai che la cottura sarà perfetta. Quasi esce. Vedi come si è alzata? Ci siamo e adesso ci prepariamo a cuocere. Adesso sto alzando il forno a 200 gradi e poi la cuocerò. Guarda, sta uscendo dalla placca addirittura. Potrei lasciarla lì ancora ore, non è che mi esce dalla placca dopo, non mi esce. Appena messe su, vedete che adesso aspettiamo ancora un po'. Sono passate di quando ho messo su il pomodoro, sono passate 3 ore e mezza. Ho fatto un fermo immagine e dirai è in principio. Adesso la taglierò a metà. Ecco, questa qua è tagliata a metà, giusto a metà della placca. Guarda lì che cottura, e ci faccio un fermo immagine anche qua, dopo ci faccio e vedrai che guarda lì che cottura perfetta. Guarda. Questa è la pizza con i wurstel che, facendo pressione sulla pasta, voi sapete che lì ci rimane sempre un po' crudo. Guardate, è cotta a perfezione. Guarda, sopra c'è il wurstel e sotto è cotta, perfetta. Guardate lì. Dura fino al limite proprio. Leggerissima.
Ecco, ho preparato le pizze dei miei nipoti, adesso le porteranno su. Questo qua è per Francesco e questo è per Benedetta e per Maria. E questa qua è per la nonna, no, questa qua è il nonno e mi piace con la cipolla a me. Cipolla, tonno e acciughe e un po' di peperoncino. Guarda che favola, guarda che favola. E la nonna invece solo con le acciughe, la nonna. E così, buon appetito a me, grazie.